Pausa fatturazione. Molti camperisti potranno chiedersi come mai non vado all'isola di Mull a piedi o in bicicletta per risparmiare e non lascio qui il camper. Semplicemente perché io all'isola di Mull volevo andarci a vivere una settimana, 10 giorni. In secondo luogo, poi dall'altra parte dell'isola di Mull prenderò un altro traghetto, questa volta sì in bicicletta, per andare all'isola di Iona. A me pare essere straordinario perché non so mai dove guardare, bisogna che vado a camera là. Questa cosa era per dirti che se vuoi visitarlo un po', diciamo, in giornata, puoi lasciare il camper qui, uno di questi parcheggi gratuiti che ti ho segnato, oppure anche a quello del Tesco, quello è a pagamento però, e prendere e andarti a fare il tuo giretto in bicicletta o a pinnini nell'isola di Mull, cosa che probabilmente molti qui fanno, in quanto come me mai si sarebbero aspettati che fuori stagione i traghetti fossero già tutti prenotati, hai capito? A me non è cambiato nulla perché ho mesi e mesi di tempo e in più mi sono fermato qui a lavorare, quindi voglio dire non è stato assolutamente un problema, però mi immagino uno che viene qua, che magari ha 7 giorni, 10 giorni o quel che è, cioè il tempo è preziosissimo, non è che può sprecarlo così. Il costo di questo traghetto, ma ti direi un po' di praticamente tutti i traghetti, perché le traversate bene o male sono sempre quelle, chi mezz'ora, chi un'ora, ma il prezzo è sempre quello, è di circa 50 euro, sì esatto, i camper pagano esattamente il doppio delle auto. Forse, sì, senza forse, con i T4, sai, con quei furgoncini camperizzati, lì paghi la tariffa auto, in quanto la tariffa si basa sulla lunghezza. Io ho ancora 4 orette di lavoro, dopodiché sarò l'ufficio, come chi dice a Vicenza, da che banda è là, e mi carico sul traghetto. Ripartenza, guarda, il parcheggio che ti ho segnato nelle mappe, quello vicino al campo da giochi, è a 1,5 chilometri dal traghetto. Io cosa c'è qua? Un negozio di stramberie, boia che a 12 metri di roba, guarda che roba, immenso, porco cane, che robe assurde. Guarda, 2 posti macchina giusti. Se devi perdere un po' di tempo, la miglior soluzione è fermarsi nel parcheggio dell'Aldi. Non che credo, cazzo, vabbè, non ho fatto a tempo. Ho ricevuto la mia prima chiamata scam, che scam significa truffa, qui nel Regno Unito. Più 44, vabbè, quindi è del Regno Unito, è il prefisso dell'Inghilterra e della Scozia, e ti invita a metterlo su WhatsApp e a parlare delle finanze. Cioè, mamma mia. Pronti all'imbarcamento? Memino, che sarebbe un piccolo memo. Mull si dice mal, cioè sì, un mul, ma quasi più tendente alla A, ok? Quindi non il classico mul che siamo abituati a sentire. Are you going to Mull? Cioè, hai capito? Stai andando a Mull? Mi continuo a chiamarla Mull. Cioè, le batterie stanno in media sul 70%, giusto per farti regolare se vieni anche tu da ste bande col camper. Sai che ci sono giornate in cui carichi zero coi pannelli, giornate in cui carichi, cioè tipo io, 30 ampere, ok? Anche di più. Poi dipende sempre anche dal tipo di spostamenti che uno fa, cioè se si sposta i 5 km perché ha 200 milioni di tappe, cosa vuoi caricare? Non fai neanche tempo a scaldare il motore. Saluda Eccia, ciao Eccia, saluda. E adesso a tedesche perché non è saluta mia. Fino ad ora le cose da mangiare che ho trovato più buone qua rispetto all'Italia, se penso a quando vivevo qua lo confermo, sono il salmone, gli scampi, i lamponi e novità che ho scoperto quest'anno, le mele, decisamente. Il resto no, il resto tipo manca di gusto, ha gusti più morbidi. Ah no, è la rucola, vabbè. Anche la rucola ha un gusto molto forte, da rucola, molto buona. Oh, guarda qua, il frullato color pulmin, uguale. Molto buono. Guarda, preferisco di gran lunga le single track alle strade normali, perché le single track, porca miseria, sai quando devi fermarti, si butta là, vieni qua, ah ok, vedi, in questo caso si è buttato lui là, perché io non ne avevo da fermarmi, ok, guarda,
È molto più larga la single track rispetto a una corsia di una strada stretta a 2 corsie, non so se mi spiego, Per carità, poi ci saranno anche single track dove ci passi a filo, le abbiamo già viste, ma ci sei solo tu, qual è il problema? Ci sei solo tu, quindi è semplice. Tanto terrorismo su internet, orco. Meglio che lasci, vedi, passare anche le moto. Mi sa che aveva comunque ragione Kev, nel senso che diceva che il terrorismo di queste single track lo fanno quelli che noleggiano i camper perché non sono abituati. Infatti prima si era bloccato un van life, là, quelli che hanno il furgone a noleggio, e porca puttana, ci passavamo in 3, c'era la fabbrica delle Mussels che sarebbero le vongole, o meglio le loro vongole in questo caso perché sono diverse. Guarda fuori, posso passare senza che vieni, non ho parole. Cosa? Come facciamo adesso? Vi togliete un po' dai coglioni? Sì, dai, piano. Wow. Ciao Cervi! Cius! Allora, ho già visto che internet prende, però dopo facciamo il test. È giusto un po' il dove abito oggi. Qua. Io abito qua. Wow. È brutto dire così, sembra quasi che mi sto vantando, però no, vabbè, c'è un mio ricordo, Fioi. Sto parlando anche a me stesso del futuro che guarderà questi video. Va bene così. Falco o aquila? E cosa si vede? Dove è andato? È là in alto. Dio muslim, che freddo. Comunque, questa sia mia casetta. Mia casettina. No male casettina. No male casettina. L'assurdo è che zappa internet, qui è roba assurda. Ok, il solito controllo, visto ufficio. Aspetta che mi sento. Ok, ano nella sedia attivato. Oh, perfetto. In più ho anche il tavolino da Pike Nike, cioè voglio dire, la vista da davanti è questa. Li trovi tutti segnati ovviamente come sempre nelle puntine, però nell'isola di Mull te ne ho segnati tanti perché magari mi arrivi nel periodo turistico e trovi pieno e resti a piedi. Vista dalla cucina, vai, dai, tieni conto che c'è anche il tempo del cazzo oggi. E a vista del cesso, che di solito è sempre quella più figa, dai, non fa schifo, cioè fare a cacca guardando fuori così qua, fa schifo. Ok, so che molti non concepiranno questo mio ragionamento, però ripeto, io non sono in vacanza e quindi sono obbligato, cioè sono molto interessato a fare lo speed test perché per me è essenziale. Sto lavorando e quindi il mio lavoro mi consente anche di fare tutte ste robette. Ad ogni modo, ho visto, mi sembrava sgaio, facciamo comunque un test, la madonna. Io sono rimasto di merda, ho mandato il video ai miei amici, ha dato una botta a 70 megabit, poi si abbassa a 25 perché la tariffa è bloccata a 25. E l'upload ha dato una botta a 30 e poi... Ah no, l'upload è adesso, scusa. Ha dato una botta, sta andando a 29, qualcosa, però fissi. Cioè l'upload si vede non l'hanno bloccato. È assurdo, ti dicevo che ho mandato il video ai miei amici, che è assurdo che sono veramente in mezzo al niente e qua internet ciapa da Dio. Ma mi sono messo a ridere quando ho visto come andava, che mandava i messaggi, i video subito così. Va bene, dai, quindi perfetto, sarà il mio ufficio, secondo me io sto anche fermo qui, non ha senso cambiare, non lo so, vabbè, vedremo. Aspetta che mona che sono stato, non ho neanche detto dove siamo. Ok, sì, siamo all'isola di Mull, che non si pronuncia Mull, ma siamo precisamente nella foresta di Ardura Forest. Io direi che è il caso di festeggiare il rogito, Fioi. Bisogna stare anche attenti a sta roba, però, perché non è possibile che ogni trasloco festeggio e mi ciavo una birra, vado via al Coisasseno. Sono quei posti che te li godi veramente da solo. Cioè vorresti stare da solo qua, per quanto tu possa andare d'accordo con i tuoi amici, con la tua compagna e tutto quanto, non c'entra nulla.
questo è un posto, questo è uno dei posti da vivere da soli. Al contrario invece, ecco, nelle grandi città o nelle città preferisco 1000 volte di più andare con Alessia e Giacomo o piuttosto con i miei amici. Nelle città no, non è bello andare da soli, no. Cioè l'unico pro che hai di andare da soli è il discorso del tuo tempo, e per tempo si intende quando non so, ti soffermi di più sulle cose che ti interessano e acceleri sulle cose che non ti interessano. Magari vai a vederti un museo e magari gli altri non volevano vederlo, cioè, hai capito? In quel senso hai un tempo diverso, però ci rinuncio anche, tra virgolette, volentieri, perché quando sei in una grande città, a parte vedere, vabbè, gli edifici eccetera, ma vuoi provare comunque anche i locali e i ristorantini e tutto quanto, e da solo, bah, io ti dico, ho 2000 possibilità di farlo, ne ho avute a milioni, però io quando sono da solo è rarissimo che vado in un bar o in un ristorante, proprio non me la sento proprio. A volte mi sforzo, tipo abbiamo visto ad Oban, e là cazzo ho dovuto, c'è una locanda del 1700, ho detto vabbè, là ho dovuto, era proprio tipica e tutto quanto, ho detto vabbè, rimizes, cazzo, non vi desideravo. Va bene. I Mises sono quelle famose zanzarine molto fastidiose che hanno loro. Fermi tutti un attimo. Ci tenevo a fare questo piccolo aggiornamento sulle mie percezioni della Scozia dopo 25 anni, seppur non sia assolutamente questo il contesto, in quanto parliamo un po' dei paesini e delle città. Allora, ho notato le uniche differenze, sto velocissimo, è che nei paesini moltissimi negozi hanno chiuso, ma non nel senso che una volta c'era quel negozietto, ora non c'è più, no, nel senso che una volta c'erano 80 negozietti e adesso ce ne sono 30, ok? In quel senso. E questo un po' dappertutto, vedo tanti negozietti chiusi. Per quanto riguarda le grandi città non ti so dire, nel senso che ho visto solo Glasgow, è cambiata radicalmente, credo che sia composta da un 90% abbondante di africani, arabi e indiani. E il resto rimanente ci sono un po' di cinesi, italiani e scozzesi. Le persone sono tutte uguali, sono rimaste uguali. Nel complesso l'esperienza è positiva? Decisamente sì. Ripeto, a parte Glasgow, decisamente sì. Il discorso camper per i camperisti, ti dico, io ho percepito, come sai, quando vivevo qua non avevo neanche l'auto, quindi figurati cosa andavo a guardare i parcheggi e quel traffico, quelle robe là, cioè proprio neanche lo vedevo, proprio ero tipo un cavallo coi paraocchi, pensavo ad altro, facevo altro. Però non ho assolutamente percepito in tutti i posti in cui sono stato col camper, e ormai è passato più di un mese, quel traffico che spacciavano, cioè che col camper rimanevi bloccato nei passing place, disastri eccetera. No. Il discorso dei parcheggi? No. A parte, sì, no, fermo. A parte i parcheggi attaccati ai traghetti. Allora quelli sì, ovunque, in qualsiasi paesino, ma anche qua all'isola di Mull, è pieno di camper attaccati al traghetto. Questo perché magari dicono il traghetto domani mattina, mi preparo già qua, faccio la notte qua, oppure manca 4 ore, cioè non voglio rischiare di arrivare in ritardo, di perderlo, arrivo lì prima, hai capito? Così. Quindi lì sì, troverai sempre pieno. Per il resto no, no. Non so se è complice il fatto che è maggio. No, sì, è maggio, è maggio. È un paradiso dei camper, nessuno ti rompe le balle. Certo, attento, i parcheggi, quelli che sono a pagamento,
Lì sì, ti pinzi la multa al 100%, cioè al 100% no, ma al 90% ti pinzi la multa, quindi stai attento e bisogna sempre pagare, anche se dici ma sto 10 minuti, mezz'ora, vado al supermercato, no, stai attento, sai quanti ne ho visti che hanno preso la multa, ma a parte quello ho visto anche i controllori che passavano di continuo con la loro macchinetta a controllare, poi non pensare neanche che i parcheggi che vedi su Park Fortnite siano gli unici. Attenzione, perché io vedo magari in una zona ci sono 2 parcheggi di Park Fortnite, dopo la giro ne trovo altri 5 che sono anche molto più belli, sono molto meglio, hai capito? Quindi sì, tieniteli come buoni, però psicologicamente sai che non hai solo quelli quando arrivi, insomma, ecco. Ecco un'altra cosa che sento sia cambiata, secondo me, i prezzi. Forse perché una volta ero più giovane, cioè quando ero giovane io ho sempre lavorato tantissimo. A volte ho avuto anche, te lo sto raccontando per farti capire quello che ti spiegherò adesso fra un minuto. Ho sempre lavorato tantissimo, ho fatto anche 2 lavori, guadagnavo molto bene perché facevo lavori molto remunerativi, però io non arrivavo mai a fine mese perché qualsiasi spendevo, compravo, facevo e brigavo, quindi direi che il ricordo di me da giovane non fa testo, non fa assolutamente testo, nel senso che figurati, non potevo avere la percezione se le cose costavano o meno. Ero come gli scozzesi, anche loro non ce l'hanno questa percezione, loro compra e fa e qua là, cioè, prendono, non stanno là, non controllano i prezzi, che uno dopo hanno la nomina dello scozzese tirchio, sto cazzo, è lo scozzese che ti lascia anche le mance quelle buone e non c'è l'obbligo di mancia. Perlomeno quando c'ero io non c'era l'obbligo di mancia, per carità, dopo devi anche un po' imparare cosa conviene, cosa non conviene. I posti cambia tantissimo anche da supermercato a supermercato, tieni conto per tante cose, tieniti buono l'Aldi, che l'Aldi ha comunque una qualità decente qua in Scozia e costa nulla in confronto agli altri. Difatti ho notato che in alcuni supermercati, sia il Tesco che l'MS, c'era scritto nei prezzi, nei cartellini della roba, adesso non mi ricordo testualmente cosa c'era scritto, però concettualmente c'era scritto come all'Aldi, della serie questo 1,20 € come all'Aldi. Ok, quindi è un po' il punto di riferimento. Ti dico, la mia prima spesa è stata di 100 passa euro e sono volati così come ridere. Le successive hai visto che ti ho fatto vedere un po' anche nei video, con 30 euro mi sono preso una bella borsa di roba. Questo perché ovviamente c'è da prediligere, la carne costa poco, il pesce non riesco a capire, cioè nella Scozia sono praticamente tutti pescatori, nel senso che è una città che è un paese che vive di pesca, porca miseria, eppure il merluzzo, il salmone, gli costa un occhio della testa, Dio buono. Probabilmente hanno avuto anche loro le loro cagate politiche che hanno rovinato l'economia e quindi adesso è tutto molto più costoso. Mi pare di aver, non ho approfondito, ma mi pare di aver intuito dai discorsi un po' con le persone che si facevo.